Un autentico fiume di persone ha animato le vie del centro storico di Castelbuono in occasione della 18ª edizione dell'Infiorata, confermando l'evento come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del programma culturale e turistico siciliano. Migliaia di visitatori provenienti da ogni parte dell'isola e da diverse regioni italiane hanno affollato il borgo Madonita per ammirare il suggestivo tappeto floreale che ha trasformato il cuore del paese in una straordinaria galleria d'arte a cielo aperto. L'Infiorata sarà visitabile fino a tutta la giornata del 2 giugno. L'edizione 2026 ha assunto un significato ancora più speciale grazie all'inserimento ufficiale nel programma nazionale delle celebrazioni per l'8° centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Un riconoscimento che ha conferito all'evento una dimensione non solo artistica e culturale, ma anche profondamente spirituale, capace di coniugare fede, tradizione e valorizzazione del territorio. Tra gli elementi che hanno caratterizzato questa edizione spicca la straordinaria partecipazione della comunità. Sono stati circa 500 gli infioratori coinvolti nella realizzazione delle opere floreali. Maestri artigiani, docenti e studenti provenienti da Castelbuono, Cefalù, Noto e San Pierniceto. Un lavoro corale che in poco più di 3 ore ha dato vita a grandi quadri dedicati alla figura del Santo di Assisi, trasformando la preparazione dell'Infiorata in un momento di condivisione e appartenenza collettiva. Tra i momenti più emozionanti dell'intera manifestazione, l'arrivo delle reliquie di San Francesco d'Assisi, accolte con grande partecipazione dalla comunità castelbuonese e custodite fino al 3 giugno nell'ex convento dei Cappuccini. Un evento che ha contribuito a rendere ancora più intensa e coinvolgente l'esperienza vissuta dai visitatori. Il grande successo registrato nel corso della giornata dell'Infiorata conferma la capacità di Castelbuono di proporsi come punto di riferimento nel panorama degli eventi siciliani, valorizzando la propria identità attraverso un equilibrio vincente tra tradizione, cultura, spiritualità e attrazione turistica. Un risultato che premia il lavoro dell'associazione Promo Madonie, dell'amministrazione comunale, delle scuole, dei volontari e di tutti coloro che hanno contribuito a trasformare migliaia di petali in un grande racconto collettivo di bellezza. Oggi a Castelbuono per 2 momenti importanti, l'Infiorata, un grande momento di socializzazione e poi tra poco anche l'arrivo delle reliquie di San Francesco d'Assisi. Questa è una importantissima iniziativa che dà tanto lustro alla nostra terra, alla nostra Sicilia e che dà valore a un centro bellissimo di Castelbuono, che si è sempre contraddistinto per essere anche il fulcro e di essere visitato da tanti turisti. Queste iniziative, compresa ovviamente la presenza delle reliquie oggi, che è un fatto storico e molto simbolico sotto il profilo di chi crede come me nella religione cattolica, io penso che possa essere il giusto connubio fra questa inaugurazione bellissima e poi l'affidare nelle mani giuste i destini di ognuno di noi, ma penso anche ai destini della nostra terra, che hanno tanto bisogno di tanto sviluppo e di proseguire elementi importanti di sviluppo e legalità come pensiamo sia necessario fare in giro per la nostra Sicilia. E finalmente, dopo tanto lavoro, dopo tanta fatica, la soddisfazione di vedere il tappeto ultimato. Sì, la fatica sicuramente, anche perché a seguito di diversi intoppi diciamo che i tempi si sono parecchio allungati, però tutto sommato i gruppi hanno risposto bene con lo spirito giusto e quindi è venuto fuori un bel lavoro. Lei cura la direzione artistica, ci parli un po' di questa edizione, un'edizione intitolata a San Francesco. Sì, quest'anno ho proposto questo tema ed è stato subito accolto da Johnny e da le varie associazioni che si occupano di realizzare i bozzetti. Mi sembrava doveroso quest'anno nel centenario francescano affrontare questo tema, anche perché si presta abbastanza, perché sia nella letteratura, nell'arte, nella fede, San Francesco è patrono d'Italia, abbraccia tanti campi e tanti ambiti, quindi non è stato difficile reperire le immagini e poi trasformarle in bozzetti infiorati.
C'è tanto lavoro dietro e abbiamo visto anche la partecipazione di maestri infioratori che sono arrivati da lontano. Sì, allora l'anno scorso sono venuta io da Noto con il mio gruppo e abbiamo realizzato 2 bozzetti, mentre quest'anno è venuto anche un altro gruppo, l'Associazione Maestri Infioratori di Noto, e quindi un bozzetto l'ho realizzato io, uno l'hanno realizzato loro e poi ci sono stati come ospiti anche maestri infioratori di San Pierniceto. Ci sono diversi materiali utilizzati per realizzare il tappeto? Sì, allora a parte i garofani, le gerbere e la crisantemina, che sono i fiori di base che vengono utilizzati, quest'anno abbiamo avuto la necessità di reperire tanto marrone perché ovviamente c'era il saio francescano da raffigurare, e allora abbiamo utilizzato la buccia della mandorla macinata in varie pezzature, quindi dalla polvere alla pezzatura più grossolana, che insomma ha reso abbastanza il colore che volevamo ottenere. Cosa rende speciale l'infiorata di Castelbuono? Allora, l'infiorata di Castelbuono è un'infiorata che ogni anno si racconta in maniera diversa, perché siccome non ci sono dei gruppi stabili, a parte qualcuno, che la realizzano, ogni anno è una scoperta, perché ovviamente, specialmente per i ragazzi degli istituti scolastici, magari è la prima volta e quindi ogni anno è un'avventura nuova, con persone che si approcciano magari per la prima volta a fare l'infiorata, quindi il risultato è sempre differente, ecco, non c'è una mano riconoscibile, come ad esempio avviene da noi, che maestri infioratori siamo più o meno sempre gli stessi e quindi si riconosce anche la mano di chi lavora in quel bozzetto. Qui ogni anno è una nuova scoperta. E poi abbiamo questa cornice unica, la via Sant'Anna. Sì, la via Sant'Anna che poi culmina con l'arco e il castello, e insomma è una cornice particolare che si presta ad accogliere uno spettacolo di questo tipo, di arte effimera, che dura 2-3 giorni e poi rimangono appunto le foto impresse nella memoria, contestualizzate in questa splendida via. Qual è l'auspicio per il futuro? E allora l'auspicio è quello che io auguro a loro, è di insegnare questa arte alle nuove generazioni e farlo in maniera costante e stabile come si fa da noi a Noto, perché ad esempio l'Associazione Maestri Infioratori dedica un'infiorata la settimana prima di quello ufficiale solo alle scuole, proprio per formare il vivaio e le nuove generazioni di maestri infioratori. Come vedete l'infiorata è stata realizzata, un lavoro eccellente, i ragazzi hanno finito, i maestri infioratori con i ragazzi delle scuole hanno finito questa mattina intorno alle 7, 7 e mezza, però il risultato è eccezionale, migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e soprattutto dall'estero, molti stranieri che oggi ci hanno onorato della loro visita e che continuerà fino a giorno 3. Adesso abbiamo l'inaugurazione della benedizione con Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo della Diocesi di Cefalù, e alle 19 andremo ad accogliere la Sacra Reliquia di San Francesco che arriverà direttamente dalla Basilica Papale di Assisi, grazie a Fra Marco Moroni, il custode della Basilica Papale. C'è tanto lavoro dietro, si parte molto prima per organizzare questo evento? Sì, abbiamo una preparazione di più di 6 mesi, una preparazione molto dettagliata, molto impegnativa, però alla fine i risultati sono evidenti a tutti e quindi poi questo ci ripaga. Abbiamo il tempo che come sempre diciamo, è complice di questa manifestazione, perché quando facciamo l'infiorata c'è sempre un bellissimo tempo e questo invoglia anche più la gente a venire a visitare il nostro paese, la nostra infiorata artistica e il nostro patrimonio naturalistico e monumentale. Una direzione artistica impeccabile? Sì, una direzione artistica impeccabile e impegnativa che alla fine ha dato i suoi risultati, quindi l'ordine dei fiori, l'organizzazione dei gruppi, le scuole, i maestri infioratori, la logistica e l'accoglienza. Si guarda già al futuro? Si guarda già alla prossima edizione e già da giorno 6 avremo un incontro per tirare appunto i bilanci e per organizzare la manifestazione successiva.
L'auspicio è che questa manifestazione possa crescere sempre di più e anche le attività locali possano rispondere per incrementare anche i posti letto, perché sappiamo che c'è stato un tutto esaurito. Sì, c'è tutto esaurito a Castelbuono, abbiamo riempito anche tutte le strutture delle Madonia e siamo contenti di questo perché l'economia non solo gira a Castelbuono ma in tutto il comprensore madonita, e di questo dobbiamo dare atto, e ringrazio gli infioratori perché con il loro impegno siamo riusciti a portare avanti una manifestazione da 20 anni, però è la 18ª edizione perché ci siamo fermati per il Covid, da 20 anni con sacrifici e passione. L'associazione Promo Madonia Sicilia organizza anche un altro grande evento in autunno, si lavorerà adesso in questa stagione estiva per il Funghi Fest. Sì, il Funghi Fest è un'altra manifestazione che quest'anno taglierà il traguardo dei 20 anni, sarà l'ultimo weekend di ottobre e avremo delle belle sorprese perché per i 20 anni bisogna fare una grande festa, un grande traguardo. Vi invitiamo tutti già ad ottobre qui a Castelbuono. A Castelbuono portate la vostra esperienza, la vostra arte. Certo, ma è un appuntamento ormai, perché non è la prima volta che ci siamo, per cui c'è un bellissimo rapporto e per noi è sempre una gioia partecipare. È bello girare un po' per l'Italia, ecco, anche negli altri comuni siciliani, e portare avanti questa attività che ha una lunga storia. Sì, per noi di San Pierniceto sì, ha una lunga storia, 30 anni portati bene, e quindi abbiamo la nostra tecnica che abbiamo portato in giro e comunque è tutto positivo, è stato sempre positivo. Avete portato anche un quadro che tra poco vedremo. Sì, perché la peculiarità della nostra infiorata è quella di realizzare icone sacre realizzate con sabbia colorata, una particolare colorazione, e realizzare appunto queste icone che verranno incastonate in un tappeto floreale, cosa che stiamo facendo. Vediamo tanti altri giovani al lavoro, si scambiano anche magari un po' di tecniche. Assolutamente, quello che è importante è il know-how, cioè si vede quello che si fa e si impara al momento. È un'arte molto popolare e accessibile a tutti, quindi questa è la cosa positiva. Siamo tutti artisti, noi italiani. Vediamo che ci sono dei giovani quindi che stanno imparando proprio quest'arte che lei ha appreso tanti anni fa. Assolutamente sì, i ragazzi sono sempre molto motivati, per cui questo tipo di attività artistica li coinvolge completamente. Il tema di questa edizione è quello di San Francesco. Sì, San Francesco, tant'è che abbiamo realizzato un'icona sacra raffigurante San Francesco che tiene in collo il bambinello. È un'opera di un artista, credo torinese, del 2006, uno stile un po' bizantino, però è molto bello, poi lo vedrete. Qual è l'auspicio per il futuro? L'auspicio è di coinvolgere sempre più giovani e di continuare a imparare anche, perché quando si è insieme con altri infioratori di altri luoghi si cedono tecniche e si imparano pure, capito? È uno scambio di tecnica e culturale insieme. Opere bellissime e poi in questa bellissima cornice rendono ancora di più. Assolutamente sì, il posto è incantevole, che dire, Castelbuono è Castelbuono, già questo castello in pieno centro la dice lunga su Castelbuono. Giancarlo Brigone, vicepresidente dell'Associazione Maestri Infioratori di Noto. Che anche quest'anno partecipa agli Infiorati di Castelbuono. Sì, effettivamente quest'anno siamo ritornati dopo una breve pausa di qualche anno, siamo tornati finalmente alla Infiorata di Castelbuono che 18 anni fa ha iniziato a muovere i primi passi proprio grazie alla nostra associazione, essendo stata invitata da Castelbuono per dare il via all'Infiorata che è arrivata alla 18ª edizione. Cosa state realizzando per questa edizione dell'Infiorata? Allora, quest'anno l'Infiorata di Castelbuono è dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi sostanzialmente tutti i bozzetti si ispirano alla figura di San Francesco.
Per quanto riguarda in particolare l'associazione Maestri Infioratori, stiamo riproducendo un San Francesco sul disegno fatto dal Cimabue, che si pensa possa essere il volto reale del santo, con sullo sfondo la Porziuncola, che è la chiesetta che San Francesco adottò per pregare fino alla morte nel 1226. Qual è la tecnica che vi contraddistingue? Allora, la nostra tecnica sostanzialmente è quella dei fiori freschi. Accanto ai fiori freschi, che quindi utilizziamo garofani, gerbere, crisantemine in tutte le varie tonalità, abbiamo anche poi l'uso di alcuni materiali vegetali come le varie semenze, semi di soia, lenticchie in tutte le gradazioni, fagioli, varie farine, la crusca, quindi insomma tutto quello che è di natura strettamente vegetale, senza usare altri materiali artificiali. Qual è la parte più difficile di questa attività? Allora, la parte più difficile, diciamo, la realizzazione in fin dei conti, perché dobbiamo mettere sul selciato quello che abbiamo pensato. È vero che il disegno e il bozzetto viene costruito in funzione dei colori e dei fiori che si hanno a disposizione, ma poi chiaramente la maestria sta nel momento in cui si allestisce il bozzetto e quindi cominciare a creare le varie sfumature, che chiaramente usando dei petali di fiori non è molto semplice. E siamo in compagnia di Gaetano Langella, che ha portato i fiori tanto attesi. è la chicca della situazione, no? È l'oggetto più importante di questi tipi di manifestazioni. Da dove arrivano questi fiori? Dalla Campania, più precisamente dalla provincia di Napoli. Siamo un'azienda di produzione di diversi ettari e facciamo questo praticamente da 3 generazioni. Io rappresento la terza generazione insieme a mio fratello. E facciamo fiori, li spediamo in tutta Italia e anche tanti mercati esteri. Quindi molte delle infiorate utilizzano i vostri fiori? Sì, pressappoco sì, praticamente sì. Perché? Perché poi tra l'altro siamo specializzati in queste tipologie di fiori, quale il garofano, il crisantemo, la gerbera, e tante cose particolari le facciamo in azienda, ecco, tipo la colorazione da bianco a celeste a blu, facciamo la divisione in gruppi, facciamo la preparazione dei fiori in una seconda fase per la maturazione. Diciamo che ci siamo professionalizzati, dai, non so se si può dire, ma va bene così. La notte è ancora lunga, qui si lavora, si è nel mezzo proprio dei lavori. E nel mezzo forse ancora un quarto. È anche in una posizione un po' scomoda, ci vuole un po' di allenamento. Ci vuole spirito di sacrificio più che allenamento. Buonasera a tutti da Castelbuono e dalla nostra magnifica infiorata. Noi siamo il Vespa Club Castelbuono, quello è il nostro quadro bellissimo, questo l'abbiamo adottato. Qua c'è Angeluz, lì c'è il direttore artistico del nostro gruppo che è Francesco, e le signore del gruppo, molti sono seduti e stiamo aspettando i fiori, arriveranno. Quest'anno si fanno desiderare, ma stanno per arrivare. Speriamo, perché ancora li dobbiamo ospedalare, quindi se ne parlerà le 4. Va bene, la notte è giovane, l'entusiasmo vedo che non manca. Quindi con la notte andiamo a braccetto. Ciao! Come diceva poc'anzi l'amico mio Ivan, ci hanno accollato anche quest'altro disegno, che ragazzi, perché il nostro, quello effettivo, era quello della Vespa, essendo che facciamo parte, è quello della Vespa, che facciamo parte del Vespa Club Castelbuono, ma visto che ci hanno visto così, dice fate pure questo e facciamo Ma visto che siete bravi, voi partecipate tutti gli anni? Sì, questo già è il secondo anno che partecipiamo, l'anno scorso e quest'anno. Avete già maturato un po' di esperienza? Sì, ma abbastanza, manco li vediamo, a quelli con l'esperienza ventennale noi manco li vediamo. Vi divertite tanto, però create anche delle piccole opere d'arte. Sì, per noi è un divertimento, infatti il motivo principale è proprio quello di stare tutti insieme e ci divertiamo tantissimo, anche perché poi tra una battuta e l'altra realizziamo poi queste opere e quindi ci passiamo anche una bella serata tutti insieme e creiamo queste cose anche per le persone che ci verranno a trovare qui a Castelbuono. Dicevamo che l'oggetto del vostro bozzetto è?
Allora, noi abbiamo voluto immaginare un San Francesco ai giorni nostri, il titolo è Ieri, Oggi e Domani, perché proprio il messaggio di San Francesco è vivo sempre, non solo nel passato ma anche oggi, e quindi lo abbiamo rappresentato in questo scenario moderno con degli edifici, con la Vespa che naturalmente ci rappresenta, e proprio questo messaggio di pace che anche ai giorni nostri è sempre vivo, è sempre attuale, ecco. Non è stato difficile, immagino, interpretare poi e assimilare questo tema così bello dedicato a San Francesco? No, ma San Francesco è un tema appunto che tutti sentiamo nostro in Italia ma nel mondo in generale. Infatti quando Johnny La Grua ha proposto questo tema siamo stati tutti molto entusiasti di lavorare su questi bozzetti. Non è stato facile perché attualizzare San Francesco ai giorni nostri è un po' complicato, l'idea iniziale era anche un po' più spiritosa, però alla fine ci siamo riusciti e comunque è sempre bello mettere in moto la creatività per creare poi questi disegni. Ci siamo portati avanti con i materiali che avevamo a disposizione in questo momento, quindi il guscio della mandorla sbriciolato, il tufo del caffè, la crusca, materiali che insomma avevamo e con i quali potevamo intanto andare avanti. Purtroppo c'è stato un imprevisto con il furgone che doveva portare i fiori, però stanno per arrivare, sarà una nottata un po' più lunga, però va bene. Dai. Si sta bene, c'è un bel clima, c'è bella compagnia, c'è tanta allegria, no? Sì, il clima è ottimo, si sta bene e quindi va bene così. E l'Infiorata diventa anche l'occasione per scoprire un luogo nuovo, un borgo nuovo. Per voi è la prima volta qui? Sì, per noi sì, è la prima volta e devo dire che è molto bello come borgo. Avete scoperto questa cornice che sicuramente è adatta poi ad un'altra opera altrettanto bella? Sì, assolutamente, ancora dobbiamo scoprirla. Cosa state facendo? Stiamo facendo i contorni per poi sovrapporre i fiori sopra il truciolo. Siamo in attesa dei fiori, sarà una lunga notte, ma intanto si comincia con il materiale già a disposizione. Sì, si cominciano a vedere le forme. Voi da dove venite? San Pierniceto. Quindi anche lì una lunga tradizione e avete avuto modo sicuramente negli anni di affinare una certa tecnica. Sì, assolutamente, fin da bambini. Fin da bambini abbiamo iniziato, era un gioco, un divertimento e poi è diventata una passione anche. Ci piace andare nei borghi o altrove, è molto bello. Insomma, siete anche diventati un gruppo affiatato che poi va portando quest'arte in giro. Sì, assolutamente, siamo andati a Pietraligure 2 anni di fila. Cosa vi aspettate da questa Infiorata, tra l'altro con un tema molto bello, no? Dedicato a San Francesco d'Assisi? Ci aspettiamo molta arte e religione. Allora, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Grazie. La notte è ancora lunga, qui si lavora, si è nel mezzo proprio dei lavori. E nel mezzo forse ancora un quarto. E anche in una posizione un po' scomoda, ci vuole un po' di allenamento. Ci vuole spirito di sacrificio più che allenamento. Buonasera a tutti da Castelbuono e dalla nostra magnifica Infiorata. Noi siamo il Vespa Club Castelbuono. Quello è il nostro quadro bellissimo, questo l'abbiamo adottato perché i ragazzi sono ragazzi, non si sono presentati e quindi lo stiamo facendo pure noi. Qua c'è Angeluz, lì c'è il direttore artistico del nostro gruppo che è Francesco, e le signore del gruppo, molti sono seduti e stiamo aspettando i fiori, arriveranno. Quest'anno si fanno desiderare ma stanno per arrivare. Speriamo, perché ancora li dobbiamo ospedalare, quindi se ne parlerà le 4. Va bene, la notte è giovane, l'entusiasmo vedo che non manca. Quindi con la notte andiamo a braccetto. Ciao! Siamo arrivati alla 18ª edizione. Sì, la 18ª edizione sarebbe stata la 20ª, ma ci siamo fermati 2 anni per il Covid. Questa edizione è dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco. Abbiamo ottenuto il patrocinio nazionale da parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'8° centenario della morte di San Francesco e quest'anno abbiamo anche il piacere e l'onore di avere con noi in collaborazione con i maestri infioratori di Noto e di San Pierniceto, oltre ai maestri infioratori di Castelbuono e le scolaresche di Castelbuono e di Cefalù.
un evento molto importante non solo per Castelbuono ma anche per le Madonie e per l'intera Sicilia, che riesce ad attirare tantissimi turisti, tantissimi visitatori, facendo registrare sia a Castelbuono che nei paesi limitrofi il tutto esaurito. Abbiamo tantissime presenze soprattutto di stranieri che in questi giorni potranno godere dell'Infiorata e delle bellezze artistiche e degli spettacoli che offriremo in questa occasione. Vediamo che si sta lavorando sui bozzetti, tra poco arriveranno anche i fiori, si procederà quindi con il completare tutti i quadri. Ma parliamo un po' della giornata di domenica. La giornata di domenica sarà quella più impegnativa perché si aspettano tantissimi pullman, mi diceva l'assessore, più di 100 pullman saranno qui a Castelbuono, raggiungeranno il nostro comune. Sia per ammirare l'Infiorata sia per raccogliere le sacre reliquie di San Francesco che arriveranno direttamente dalla Basilica Papale di Assisi. Le porterà il custode della Basilica, Fra Marco Moroni. Quindi abbiamo l'arte che si fonda con la spiritualità e la fede in occasione appunto di San Francesco. È un riconoscimento molto importante che abbiamo avuto, è un'occasione molto importante non solo per Castelbuono e le Madonie ma per tutta la Sicilia. È anche una questione di equilibrio. Sì, molto. Facciamo anche ginnastica in compenso. Voi siete di Castelbuono? Sì, io sono di Palermo ma abito qui da più di 20 anni ormai. Sì. È la mia prima Infiorata e la nostra coordinatrice ha scelto il bozzetto più complicato in assoluto. Beh dai, quando la sfida si fa dura poi c'è anche più soddisfazione nel vedere il risultato finito. No, bello sì, a parte che è un bel momento di condivisione, io non l'avevo mai fatta ed è bello, bello veramente. Le prime impressioni positivissime. Gente, hanno messo un po' di musica, insomma, ci siamo fatti 2 risate. Si rivede tanta gente che normalmente dico non incontri. Bello, un bel momento. Grazie. Allora, è un'edizione particolarmente allegra. Poco fa vedevamo tutti ballare, saltare, insomma, c'è tanta allegria. Molto, molto. Diciamo che è una bella esperienza, perché comunque ci fa divertire, ci tiene impegnati, è una cosa bella, proprio bella. Che bozzetto avete scelto? Il presepe di San Francesco. Il tema ovviamente è quello degli 800 anni di San Francesco e quindi è la rappresentazione del presepe. Qual è la difficoltà che si può riscontrare? Tutte nelle linee, di fare le linee, questo è un po' più complicato perché ovviamente ci sono molti soggetti e quindi dobbiamo cercare di far risaltare quelle che sono le figure principali. Vediamo che state utilizzando molti materiali comunque naturali, no? Della corteccia. Sì, diciamo corteccia, paglia, semi di girasole, la torba. Polvere di ferro? Sì, polvere di ferro, comunque tutto molto naturale. Che tipo di emozioni e di sensazioni si portano a casa poi dopo questa esperienza? No, una bella sensazione, perché è bello e comunque è proprio bello. Io lo faccio ormai da un po' di anni, quindi e lo faccio sempre con questa voglia di rifarlo. Il prossimo anno un altro bozzetto ancora più difficile. Ma nasce anche un po' la competizione oppure c'è un grande gioco di squadra? Niente che diciamo che non c'è quello che vince o perde, lo facciamo semplicemente per passare e fare conoscere anche il paese. Tutto qui. Questo è un colpo che va a segno sicuramente perché ogni anno si registrano tanti visitatori. Cambiamo soggetti, cambiamo tutto in base al quello che si deve fare. Quest'anno è San Francesco, 800 anni però. Allora, buon proseguimento. Grazie mille. Un bozzetto così grande ti hanno lasciato da sola a lavorare? Siamo rimasti in 3, però ce lo stiamo cavando. Si è fatto un po' tardino, no? Si aspettava l'arrivo dei fiori e alla fine... Sì, stanno arrivando, ancora a noi non li hanno dati, però stanno arrivando e pensiamo di concludere tra qualche ora. Che tipo di materiali stai usando? Intanto inizialmente abbiamo utilizzato la terra, ora rosmarino, per ora un po' di segatura, poi arriveranno i fiori. È sempre un po' un'avventura partecipare all'Infiorata, no? Trascorrere questo tempo in grande compagnia. Sì, è bello comunque passare queste giornate insieme a tutti quanti.
È la prima volta che partecipi? No, è il quarto anno. Finalmente sono arrivati i fiori, adesso tocca spetalare. Eh sì, e ora tocca spetalare. I ragazzi sono pronti. Questa è la scuola agraria di Castelbuono. Ma li abbiamo visti carichissimi stasera. Sì, sono carichissimi, pronti per questa nuova esperienza. Ovviamente le scuole prendono parte tutti gli anni, quindi insomma un'occasione per stare insieme. Stare insieme, per partecipare a questa occasione viene tanta gente, la scuola ovviamente partecipa come può con i ragazzi. Da cosa raffigura? San Francesco, l'immagine di San Francesco, in preghiera con gli animali, ovviamente ancora è in divenire, diciamo, però insomma speriamo di completarlo nelle ore, diciamo, in orari normali. Beh, vi hanno assegnato dei fiori dal colore bellissimo. Sì. Come vengono scelti i fiori? Si parte sempre dal bozzetto, quindi poi vengono assegnati in base a come si stabilisce all'inizio, no? Sì, vengono assegnati in base al colore del bozzetto e poi ci vengono dati e noi li sistemiamo. Beh, qui siamo a buon punto, quindi cosa manca? Sì, dobbiamo mettere solo i fiori e poi spruzzare dell'acqua. Come si procede? Allora, in questo caso questi fiori blu li spezziamo semplicemente, li mettiamo interi, con altri fiori invece li metteremo con i petali. Voi siete un gruppo di amici, volontari? Di classe. E anche la scuola prende parte all'iniziativa? Siamo molte classi, ognuno ha il proprio disegno e questo. Immagino si aspetti con ansia questo appuntamento, anche perché alla fine ci si diverte. Sì, ogni anno è un modo per ritrovarsi e passare una serata diversa. Buon lavoro. Grazie. Di dove siete? Noi siamo di Cefalù. Siete venuti per gustarvi questa atmosfera? Sì, i nostri amici fanno questa manifestazione. Noi facciamo il Tedaldi, quindi eravamo in queste dinamiche, però adesso non più, siamo all'università, siamo venuti a vedere i nostri amici, insomma. Bella serata. Cosa ve ne pare? Molto bello. Cosa raffigura il vostro bozzetto? Il presepe di San Francesco, noi abbiamo proprio l'immagine principale della sua creazione. Niente, dobbiamo soltanto infilare gli ultimi petali e speriamo che riesca al meglio. E con i fiori finalmente è arrivato un po' di colore per questi quadri. Sicuramente, è una grande emozione anche, perché fino a quando non sono arrivati i fiori lavoravamo al bozzetto, ma adesso è tutta un'altra storia. Si vive tutto con quella grande attesa, perché poi cambiano i profumi, cambiano le sensazioni. È stato un momento molto emozionante, di festa, là tutti insieme davanti a questi enormi secchi, un bel momento veramente, una bella esperienza. Per lei è la prima volta? Sì, assolutamente. Allora la vive con ancora più intensità. Davvero, tante emozioni addosso, ho conosciuto gente nuova, è proprio una bella esperienza. Adesso cosa rimane da fare? Tanto, la sistemazione di tutti i fiori, quindi questo è il momento, quello più importante, diciamo. Un po' staccante, no? Posizioni un po' scomode, però. Sì, però ne vale la pena. Anche per lei è la prima volta? Sì, è la prima volta con il liceo artistico. Insomma, è sempre una bella esperienza poi anche da raccontare, rimane un bel bagaglio. Bellissimo, bellissimo, è stato molto emozionante anche appunto fare il viso, molto bello, anche le mani, cioè proprio tutto molto bello. Come la vivono i ragazzi? I ragazzi benissimo, devo dire che sono lì e sono tutti molto emozionati anche nel fare appunto San Francesco, che proprio rappresenta l'emblema di questa infiorata. Castelbuono offre un'ottima cornice, no, è tutto meraviglioso. Sì, infatti come si può ben vedere ci sono tutte queste luminarie, è molto emozionante, è davvero molto bello. Ciao! Si intravede già un bozzetto meraviglioso, comincia davvero a prendere forma adesso che sono arrivati i fiori. Sì, finalmente sono arrivati i fiori, però abbiamo iniziato quest'anno, abbiamo sperimentato la buccia di mandorlo che veramente ci sta sorprendendo perché dà colore e soprattutto spessore, quindi molto, molto bello. Ha una bella resa in effetti, quindi è una novità. Sì, per noi sì, è la prima volta che la utilizziamo, che è un materiale alternativo.
ovviamente tutto bio, sicuramente. E poi c'è dell'altro lì, cosa vediamo? Semi di girasole, anche questo per noi quest'anno è una scoperta mai utilizzati, diciamo, sono delle alternative ai fiori, diciamo, a quello che è solitamente l'infiorata, così come stiamo utilizzando anche del finocchietto per il verde, questo prato. Comunque quest'anno delle cose abbastanza alternative. Insomma, arrivano al naso anche dei profumi interessanti, no? Perché poi c'è tutto un coinvolgimento di sensi particolare. Sì, assolutamente sì, alcuni sono proprio profumi della nostra terra, tra l'altro, soprattutto il finocchietto. Come ha detto qualcuno, mancano solo le sarde. Cosa resta poi di questa esperienza, no? Di questo stare insieme? Lo stare insieme, che è la prima cosa, è l'aggregazione. Noi lo facciamo da 11 anni, abbiamo fatto il conteggio, ogni anno diciamo è l'ultimo anno, poi ritorniamo di nuovo a rifarlo perché è bello stare insieme. Poi tra l'altro nel nostro caso insieme a tutti questi ragazzi, quindi comunque è una marcia in più. Insomma, ci ricascate sempre? Sempre, ogni anno diciamo che l'ultimo è poi invece più forte di noi, è un'esperienza gratificante, positiva, peraltro poi la piazza si anima di 1000 colori, 1000 profumi. Il bozzetto viene assegnato oppure scelto da voi? Lo scegliamo noi, vengono fatte le riunioni e vengono presentati diversi bozzetti e poi ogni associazione sceglie il suo. Ovviamente poi viene assegnato uno per ogni gruppo che non siano uguali. Quest'anno abbiamo scelto questo, diciamo che ci era sembrato anche un po' difficile perché le parti più difficili sono le parti del corpo, viso, mani, perché bisogna essere molto precisi. Però sembra che sta venendo bene. E qui vediamo un bozzetto che sta diventando coloratissimo. Sì, coloratissimo. Finalmente sono arrivati i fiori. Quando avete iniziato? Noi alle 3:30, però abbiamo squadrato le strade, poi abbiamo messo i plotter a terra, abbiamo iniziato a trasportare tutti i materiali dal castello fino ad ognuna alla sua postazione. E poi abbiamo iniziato in attesa dei fiori. Adesso vediamo però c'è tanto aiuto. Sì, noi siamo una comunità terapeutica assistita di Castelbuono e quindi siamo in tanti a lavorare in questo centro per disabili mentali, abbiamo i pazienti e tutti gli operatori, perché comunque sia per noi è una festa. Esatto, diventa una festa per tutti. Comunque i ragazzi stanno bene, in compagnia, noi siamo un'equipe che credo che sia invidiabile perché siamo molto uniti e molto compatti, quindi sono tanti i ragazzi. Alcuni sono venuti con me alle 3:30 e poi hanno fatto cambio, diciamo che qualcuno aveva degli impegni, però per la voglia di stare tutti insieme siamo tantissimi. Anche la condivisione di questi momenti è terapia a tutti gli effetti per ognuno di noi. Sì, lo stare insieme anche fuori dal lavoro è importante, però noi stiamo bene sia dentro come equipe sia fuori e per noi questo è un vanto. Complimenti. Sono 20 anni che facciamo l'infiorata ed è un appuntamento a cui teniamo. L'avete vista crescere quindi? Sì, senza dubbio. E siamo i veterani di queste infiorate. Il nostro comunque orgoglio è il lavoro che facciamo dentro la comunità, perché la scelta del disegno è importante, il perché hanno scelto questo disegno, che cosa provano guardando questo disegno, cioè non facciamo un disegno a caso, noi lo scegliamo sempre secondo quello che emoziona i ragazzi. Quindi viene anche spiegato, argomentato, vissuto? Allora i ragazzi sì, perché Fratello Sole e Sorella Luna per loro era vogliamoci tutti bene, perché questi ragazzi hanno difficoltà a immettersi nella società. Proprio il desiderio di volerci tutti bene per loro ha un grande significato. È un lavoro di precisione, cosa stai facendo? Precisione, stiamo riempendo i vuoti della barba di San Francesco che poi verranno sfumati col caffè. I volti forse sono tra le cose più difficili, no? Complicate da fare. Ci vuole tanta esperienza, che secondo me a voi non manca. E pazienza, tanta pazienza, perché devi fare prima la base e poi le sfumature, quindi c'è un lavoro molto certosino. Con quali materiali state giocando? Allora, per adesso stiamo adoperando la torba e successivamente al riempimento stiamo adoperando la mandorla tritata e il guscio della mandorla tritata con delle sfumature fatte con il caffè.
C'è un lavoro che comincia settimane prima, immagino, no? Per reperire tutto il materiale necessario. A parte il reperimento del materiale, ma tutto parte dall'idea, quindi dal progetto del disegno cartaceo che poi verrà realizzato su strada. E quindi al reperimento del materiale come i fiori, in base al bozzetto che si realizza, si va ad individuare la tipologia di fiori appunto idonei per il tappeto. Voi portate a Castelbuono l'arte che ormai avete mostrato a tutto il mondo, no? A Noto. Esatto, l'infiorata di Noto che ormai è un evento internazionale, diciamo. Si proseguirà per tutta la notte, c'è ancora tanto lavoro qui, vedo. Molto lavoro, infatti speriamo di accelerare e di portare avanti il lavoro prima possibile. Beh, alla fine il piacere è anche conoscere una comunità diversa, gruppi diversi. Esatto, e poi siamo abituati noi a lavorare di notte, quindi per noi è sempre un piacere comunque ritornare qui a Castelbuono. Grazie.